Abbiamo un'ultima testimonianza, che è quella della coordinatrice provinciale. Ma no, perché l'ultima non è importante, è pure importante. La coordinatrice provinciale donne ACLI di Trapani, nonché membro della Commissione Pari Opportunità del Comune di Trapani, Francesca Spada. Non chi è collega, non chi è collega. Come collega tua che sta... Va bene, ma balsamo, a posto, non c'è problema, vero? Si chiama balsamo. Balsamo, conosciamo per balsamo. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie per l'invito che mi avete rivolto, io sarei venuta lo stesso anche se tu non mi invitavi ufficialmente e vi voglio proprio ringraziare tutti perché siete stati straordinari, ci avete fatto immergere dentro la parola amore e abbiamo vissuto questo, un'oretta lo spettacolo? 50 minuti. 50 minuti e dentro questa parola ci siamo immersi, siamo usciti, siamo rientrati, però il significato di questa serata, che è appunto l'amore, caro Nino, ci ha fatto un po' pensare e riflettere. E poco fa diceva Elena, che io non conosco direttamente, ma avrei piacere di conoscere adesso, che la bambina di Elena è anche la nostra bambina. Direi che è la figlia di tutti. Quindi noi dobbiamo questa causa sposarla in primis, dobbiamo aiutare tutti questi ragazzi. Io che rappresento in questo momento le ACLI di Trapani e vi porgo i saluti del presidente che è una donna, si chiama Giovanna D'Antoni, io mi farò promotrice di, vediamo un po' se possiamo siglare un protocollo d'intesa con l'associazione La Luce Dopo di Noi. Sono un po' stanca a salire qua questi gradini, è assurdo. Assurdo. Quindi vediamo un po' cosa possiamo realizzare a livello di associazione, perché le ACLI sono presenti nel territorio, sono a livello internazionale, abbiamo la sede in Corsa Italia, quindi siamo un'associazione di promozione sociale, quindi credo che potremmo realizzare qualcosa insieme per raccogliere i fondi, diciamocelo un po', perché dobbiamo aiutare questa causa. Quindi questo per quanto riguarda la Commissione Pari Opportunità, siccome dovremmo iniziare a stilare dei progetti, vediamo se possiamo inserire qualcosa che riguarda la cultura e perché no, anche la disabilità, perché allora, è fondamentale per questo. Francesca, se c'è da fare bene, al prossimo io e Gerbino e la nostra equipe ci siamo. Io questo lo posso fare da portavoce, quindi grazie ancora per quello che avete fatto questa sera. E noi abbiamo già poco fa dato un piccolo fiore all'ingresso, piccolo però, ma credo che dobbiamo fare molto di più. Grazie a voi. Grazie.